ormai è la 12ª edizione di questa splendida rassegna musicale Trame Sonore, che è nata qui in Palazzo Ducale e qui è stata tenuta a battesimo diversi anni fa, dopo anche qualche occasione, come dire, qualche tentativo sperimentale di costruire questa splendida rassegna che ha trovato ormai la sua natura, come dire, il suo equilibrio, e che qui trova la sua sede naturale, un luogo come il Palazzo Ducale che nasce per la musica, nasce per il teatro, nasce per lo spettacolo, in cui le sale risuonavano settimanalmente delle musiche di Monteverdi, dei canti di Carlo II Gonzaga Nevers, lui stesso cantante, e che quindi ha sempre, come dire, mostrato grande amore per la musica. Così è con Trame Sonore, dove le sale normalmente nel percorso di visita, come la grande Galleria degli Specchi o la Sala dei Fiumi, in questi giorni accolgono questa cascata di note che ci verrà ad emozionare dagli artisti di Trame Sonore. La nostra amministrazione sostiene da anni questo evento, perché siamo convinti che sia veramente un'invasione positiva della nostra città. Questo festival è stato definito la Woodstock della musica d'arte, della musica da camera. Credo che sia una definizione corretta, perché viene interpretata in modo alternativo rispetto ai canoni classici. Viene svolta anche in luoghi che non sono deputati normalmente ai concerti, e soprattutto la cosa bella è che viene vissuta la nostra città, il centro storico, per 5 giorni viene invaso da questa stupenda musica, da questi stupendi concerti, quindi bene, e noi continueremo a sostenere questo festival come amministrazione pubblica. La musica è capace di far riemergere la natura, l'anima, il DNA, non so come dirvi, di questa città, laboratorio di cultura, laboratorio di idee. È una città nata con questa vocazione, ed è una città che attraverso Trame Sonore in questi anni, che ha conosciuto uno sviluppo sinceramente al di sopra di qualsiasi immaginazione e anche di più rosea previsione, dimostrando la propria capacità di essere motore della bellezza, motore anche dell'economia e motore dell'innovazione attraverso la cultura.